Quando sul murone scurren in su nibe, a su soli berru jubilande, questo mondo pare tenere chiattibe, chissà vita mea se sninni ande. Bentrovati il nuovo appuntamento di Punto e Virgola. Noi siamo a Ossi e siamo naturalmente in compagnia del signor sindaco Pasquale Lubinu per parlare di una giornata importante. Si parla di poesia, le parole fanno anche bene nell'animo qualche volta. Buonasera. Buonasera a tutti. Certamente noi abbiamo sostenuto la pubblicazione di questo libro che rientra negli scopi fondamentali che l'amministrazione ha, in particolare un libro di poesie scritte in lingua sarda. Adele Marras Alba ovviamente è una poetessa bilingue perché scrive sia in italiano che in sardo, e tra gli scopi della nostra amministrazione c'era proprio quello di valorizzare anche la cultura sarda attraverso la pubblicazione di libri. Questo è il secondo libro importante che pubblichiamo dopo quello di zio Pietro Muresi, un altro poeta dialettale di Ossi, e quindi la serata è stata molto bella, molto partecipata e c'è stato un afflusso di pubblico superiore alle nostre aspettative. Forse era una corda giusta da toccare. Buonasera a lei di Ossi, una grande manifestazione quella di quest'oggi in occasione dell'uscita di questo libro. Buonasera intanto a voi e a tutti i telespettatori. Io non potevo mancare, anche perché Adele Marras è ossese a tutti gli effetti. Rappresento in questo momento il Consiglio regionale, il Presidente non è potuto intervenire, intervengo io, e mi pare sia doveroso anche porgere ad Adele Marras complimenti per tante cose che ha fatto e ha ricordato tutta la storia del nostro paese, quindi mi pare sia logico e giusto ricordare tutti questi avvenimenti. Io credo che questa manifestazione si possa anche ripetere, organizzandola forse ancora meglio, in un locale forse maggiore, perché forse lo spazio era insufficiente, però siamo orgogliosi di averla realizzata e quindi anch'io darò il mio contributo. Ma lei ha raccontato in questo libro, devo dire, parte della sua vita, la sua vita raccontata con le poesie, le emozioni, le sofferenze. Queste emozioni non sono emozioni che si vanno a cercare, allora non è poesia. Per esempio vado alla messa la mattina, vedo una falce di luna, allora ecco l'ispirazione per una poesia. Una falce di luna lucente, 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 come la stella che brilla per prima la sera. Bramas e Amentos, il libro ne abbiamo già parlato, ma noi chiediamo a Bastiano Alba questo libro dove lo si può trovare. Sappiamo tra l'altro che tutti i proventi di questo libro andranno in beneficenza. Esatto, non solo i proventi di questo libro, ma anche i proventi della vendita delle opere che sono state presentate stasera dai maestri Madarese, La Domada, Ghisu e Pirino, e che sono stati donati in questa occasione per essere venduti, e il ricavato va destinato in beneficenza. Ma questi libri li possiamo trovare probabilmente sul sito del Comune di Ossi? Sicuramente sul sito del Comune di Ossi verrà presentato il libro e indicheremo anche i canali di vendita. Ad Ossi sarà semplice trovarlo perché verrà distribuito tramite le edicole e tramite il centro di aggregazione sociale, mentre a Decimo, dove verrà presentato successivamente, si dovranno trovare dei canali di vendita diversi come a Cagliari.